Voi lo state dicendo ormai da mesi inascoltati che sul problema FAS è un problema urgente, serio, vero del Veneto. Sono anni che noi abbiamo portato le nostre prime denunce alla procura, finalmente qualcosa si sta muovendo. Sono partite queste nuove indagini perché, come noi abbiamo denunciato, ci sono queste sostanze inquinanti che stanno intossicando 350.000 veneti e tutte queste peci fluorate, queste sostanze pericolosissime che sono proprio sotto l'azienda Miteni. Finalmente c'è il giudice che si stanno muovendo, la procura si sta muovendo per andare a scavare proprio fisicamente sotto, perché continuano a sversare e anche la produzione di oggi continua a essere altamente inquinante. Noi l'abbiamo denunciato quasi un anno fa alle procure e quindi veramente la nostra lotta non si ferma, anzi fiato sul collo ogni giorno. Chi inquina paga. Sta facendo la sua parte la magistratura, sta facendo troppo poco la regione. La Regione non sta facendo nulla, purtroppo addirittura ha tenuto nascosto quella relazione pesantissima dove si parlava di malattie cardiovascolari mortali, un incremento del 25%. E dall'altra parte c'è la procura che si sta muovendo, ma perché siamo al nostro quinto esposto a una pressione costante. Come Movimento 5 Stelle la salute dei veneti viene prima di tutto